eccoci qui, buon pomeriggio, benvenuti alla 10ª puntata di Casa Cus Cagliari a Radiolina, nuova stagione, abbiamo iniziato a 10 puntate appunto. Che cos'è Casa Cus? È il programma che vi racconta gli atleti e i dirigenti del centro universitario sportivo cagliaritano. Io sono Andrea Matta e come sempre vi porto e vi accompagno in questa settimana, ricca settimana dedicata allo sport ovviamente, a Casa Cus, ma non solo, perché insomma c'è stato anche tanto spazio dedicato al sociale, ne parleremo ovviamente con i nostri ospiti. Partiamo subito dal tennis. Io mi collego con Lorenza Congiu e Paolo Meloni. Buon pomeriggio ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Eccoci qua, allora questo è Lorenza e questo è Paolo. Allora, partiamo da Lorenza. Nuovo acquisto insomma quest'anno, arriva da esperienze tennistiche in realtà diverse dal CUS. Sì, allora io ho iniziato a giocare a tennis più o meno all'età di 5 anni e ho cambiato diciamo varie società. E alla fine, prima di trasferirmi al CUS, stavo in una società che mi ha vista crescere perché da piccolina comunque mi ha accompagnato durante tutto il mio percorso tennistico. Alla fine mi si è presentata l'occasione di entrare a far parte della squadra del CUS. Allora ho detto subito di sì senza pensarci due volte, perché già comunque conoscevo l'ambiente un pochino che si trova insomma qui, e quindi ero super contenta. Poi c'è una squadra bellissima, siamo tutte molto legate, mi sono integrata benissimo dall'inizio, sia comunque per quanto riguarda i maestri che anche dal punto di vista della squadra proprio nostra. Paolo, vado da te invece. Tu in realtà sei un ricercatore dell'Università di Cagliari, quindi diciamo sei il test giusto per raccontarci un po' come è bello e interessante da una parte ovviamente lavorare all'Università di Cagliari e dall'altra invece praticare lo sport e praticarlo al CUS Cagliari. Ah sì, dunque è bello questa cosa di lavorare e giocare nello stesso posto dove si lavora, di avere questo doppio senso di appartenenza. Il nostro lavoro è un lavoro che, diciamo, grosso modo ha due vantaggi principali. Uno è quello di stare in mezzo ai giovani, anche in questo caso fare sport in mezzo ai giovani è la cosa più divertente in questo caso, e poi l'altro è, diciamo, è la possibilità insomma di usufruire di tutte queste avvenimenti, eventi che girano attorno all'università anche da un punto di vista sportivo e non soltanto da un punto di vista lavorativo. Senti, presentando questa puntata, insomma, io ho parlato con le mie fonti, come ogni buon giornalista, insomma, fa, e mi raccontavano che tu hai partecipato ai tornei del Crook, non hai mai mancato una stagione di Atheneica, sei sempre stato, insomma, presente sul campo del CUS, quindi, insomma, sì, ti sei sfidato con i tuoi colleghi, però, come dicevi tu prima, hai vissuto la bellezza di un torneo come quello di Atheneica. Sì, io dedico molto tempo allo sport, se chiedete a mia moglie anche è troppo. Atheneica è stato veramente bello. Allora, ho iniziato a farlo, non si chiamava ancora Atheneica, io ho iniziato a fare le Coppe Rettore quando ero studente, giocavo a calcio a Coppa Rettore, poi adesso l'ultimo anno a Atheneica ho fatto tennis, è stato proprio un bel torneo. Nel mio caso è durato molto perché fortunatamente ho fatto un bel torneo e sono arrivato abbastanza avanti, e quindi ho passato praticamente tutto il mese a giocare quasi tutti i giorni lì al CUS, insomma è stato veramente divertente. Il CRUC lo stesso, ci sono delle attività molto importanti che alcuni miei colleghi stanno portando avanti per portare avanti la sezione tennis del CRUC. Insomma, ho partecipato a questi tornei, non l'ho ancora vinto, spero di vincere una delle prossime edizioni. Per adesso sono sempre uscito sconfitto, ma i miei colleghi sanno che sto alle loro calcagna. Ecco, diciamo che gli stai addosso. Ricordiamo che cos'è il CRUC. Il CRUC è il circolo recreativo dell'Università di Cagliari, quindi insomma, giustamente Sì. Per specificare un po' quello che è il nome. Lorenza, torno da te. Mentre insomma Paolo mette insieme il suo lavoro, la sua professione di ricercatore all'Università di Cagliari e lo sport, tu metti insieme in realtà quella di una studentessa e della pratica sportiva. Quanto riesci a portare avanti lo sport dovendo comunque inserirlo nel mondo scolastico, in realtà non universitario ma scolastico? Allora, innanzitutto io parto dal presupposto che se una cosa ti piace davvero, trovi tutti i modi di poterla portare avanti e di coltivarla il più possibile. Quindi diciamo che noi
io soprattutto dal punto di vista scolastico riesco a conciliare perfettamente sia l'impegno sportivo che appunto quello della scuola, e per adesso mi sto trovando benissimo anche per quanto riguarda gli allenamenti, perché comunque hanno orari abbastanza che riescono a far conciliare entrambe le cose perfettamente, quindi non troverò sicuramente problemi da questo punto di vista. Poi comunque sono in una squadra dove ci sono tutte le ragazze più o meno della mia età, quindi tutte anche se studentesse, ci troviamo, siamo tutte diciamo sulla stessa linea d'onda linea di pensiero riguardo a questo. Vi faccio una domanda insomma a entrambi: qual è il vostro mito sportivo? Immagino poi insomma nell'ambito tennistico, parto da Paolo. Il mio mito sportivo è Gianfranco Zola, non si discute, non è in ambito tennistico, esatto. Però è il mio mito sportivo. Da un punto di vista tennistico, vabbè, tutti apprezzano la classe di Federer, penso che sia diciamo, una delle cose più gradevoli vederlo giocare, vedere come tratta la palla e la fantasia che mette negli scambi, nel modo di gestire la partita. Per me tennisticamente ovviamente è lui. Lorenza, a te. Io diciamo che sono sempre stata affascinata sia da tennisti della vecchia scuola, come può essere per esempio McEnroe, Agassi e Boris Becker, comunque tennisti molto appunto della vecchia scuola, che però hanno portato poi innovazioni che tutt'oggi sono anche ancora presenti all'interno appunto dei campi da tennis, quindi direi loro. Invece per quanto riguarda l'attualità, direi che sono molto più incentrata verso Djokovic rispetto a, senza ovviamente tenere in considerazione sempre la classe di Federer e tutto il resto, però direi Djokovic. Paolo, torno da te e poi insomma ci salutiamo. Tu sei uno che il CUS l'ha vissuto, lo dicevi prima con la Coppa Rettore quando eri studente, l'hai fatto anche da ricercatore. Ti chiedo un po' quanto è cresciuto il CUS in questi anni, se è ovviamente è cresciuto, questo mi sembra insomma era l'altra parte della domanda, e poi in che cosa può migliorare il rapporto tra università e CUS. Ricordiamo tra l'altro, proprio abbiamo citato il CRUC prima, e tra le varie identità che hanno creato i 400 anni del CUS, dei 400 anni dell'università al CUS, quindi insomma c'è tanto dell'università al CUS. Paolo? Allora, diciamo che è sicuramente cresciuto il CUS e diciamo ci sono degli eventi e delle situazioni come per esempio Ateneca che ai miei tempi non c'erano e di cui la cosa mi rende tristissimo di non essermi potuto godere Ateneca da studente, però probabilmente anche a causa un po' della nostalgia degli anni di quando si era giovani, ricordo con molto piacere tutte le mattinate passate al CUS per la Coppa Rettore, con forse un'atmosfera un pochettino più rustica, però insomma molto genuina comunque. Certo che ora adesso a vivere un mese o una settimana come era prima, 10 giorni di Ateneca, così con tutti con tutto il contorno di spettacolo, di socialità, eccetera, è sicuramente una crescita evidente. Dal punto di vista del rapporto con l'università, sono assolutamente convinto che tutto questo sforzo che mi pare che sia già attivo di coinvolgere anche i dipendenti nelle attività sportive, nelle attività sociali del CUS, sia assolutamente la linea giusta da tenere. Per esempio, mi pare che o l'anno scorso, comunque 2 anni fa, sia stata la prima volta che siano stati ammessi ad Ateneca e anche gli alunni, diciamo, tutti i dipendenti, coloro che hanno partecipato. È stata una bellissima cosa, secondo me, ci ha permesso a me, ad alcuni colleghi, ad alcuni ex colleghi di poter partecipare e di approfittare di questa cosa. Mi sembra bellissimo, mi sembra che sia la direzione giusta. Lorenza, torno da te. I prossimi impegni della tua squadra, la squadra femminile, e poi ti faccio una domanda insomma personale: cosa vuoi fare da grande? Allora, per quanto riguarda adesso il campionato che stiamo affrontando invernale, stiamo avendo dei esiti abbastanza positivi. Tutt'oggi, per esempio, stasera dobbiamo recuperare una partita di campionato di domenica scorsa che è stata interrotta per problemi di pioggia.
Però per adesso sta andando tutto molto bene, sono molto contenta della squadra, della finta che abbiamo comunque tra tutte noi e penso che ci porterà molto avanti. Poi invece per quanto riguarda il futuro, direi che invece sono più incentrata verso proseguire gli studi, provare comunque, tipo io vorrei entrare a medicina, quindi sto studiando anche per questo. Comunque non lascerò mai la passione del tennis e la coltiverò sempre, non ho intenzione di abbandonarla, insomma. Quando vi parliamo di storie del CUS, vi parliamo di questo, vi parliamo di un ricercatore che vive il CUS come atleta, vi parliamo invece di una studentessa che appunto vive anche in questo caso il CUS come atleta, ovviamente in una squadra del campionato. Grazie Paolo Meloni, grazie Lorenza Congiu, buon pomeriggio. O buona mattina, o buona serata, in base a quando gli amici da casa e le amiche da casa guarderanno questo video. Prima di collegarci con Manuela Caddeo, intanto ringrazio il nostro Simo Luca in regia, andiamo a sentire Sara Saias, giocatrice del basket, della squadra di basket del CUS Cagliari, che ci presenta il derby del prossimo fine settimana contro San Salvatore e Serargius, squadra che il CUS, anzi la partita di domani alle 18 a Serargius, squadra che insomma squadre che sono già affrontati in realtà in questo torneo, ma ce lo racconta Sara Saias. Allora, noi ce la viviamo male ma anche bene, perché comunque c'è l'emozione di mezzo, è tosta il derby perché ci sarà un pubblico grande. Però appunto vincendo le partite scorse noi vogliamo vincere anche contro di loro, non è importante, anche se è un derby, è importante vincere. Sfidata al torneo, loro sono una squadra molto attiva, sono molto brave nel tiro da tre, ma anche in contropiede, nelle penetrazioni sono molto molto brave. Il nostro punto forte e un loro difetto sarà appunto il gioco dentro sotto canestro, ma anche la difesa, la loro non è una delle migliori e noi cercheremo di far girare bene la palla per portarci dei punti facili, diciamo. Punti facili che insomma il CUS cercherà di portare a casa. CUS che tra l'altro arriva da 2 vittorie consecutive. Stiamo per collegarci, in realtà la vedo già collegata nel mio monitor di servizio con Manuela Caddeo. Ciao Manuela, benvenuta, bentornata. Ciao a tutti, ciao Andrea. Vicepresidentessa del CUS Cagliari, qua perché insomma oggi è il 26 di novembre, ieri è il 25 di novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e il CUS ne ha parlato e l'ha celebrata in qualche modo. Sì, è vero. Noi, come è capitato anche in altre occasioni, abbiamo celebrato questa giornata perché sono del parere che il CUS non è solo sport, ma abbiamo dimostrato in più occasioni che è sociale, che è solidarietà, che è sensibilizzazione, ma anche formazione. Quindi abbiamo portato avanti negli ultimi anni anche delle iniziative per quanto riguarda magari la donazione del sangue, come abbiamo fatto qualche settimana fa, la prevenzione dei tumori come è successo l'anno scorso, per dare un'impronta positiva a quello che è l'importanza del 25 novembre abbiamo voluto dare un contributo attraverso un'azione condivisa di sensibilizzazione e prevenzione. Quindi le nostre squadre hanno indossato una speciale maglia che avete visto e che vediamo anche in questo momento. Gara. Guarda Manu, siccome siamo più in diretta, andiamo a vedere le foto delle nostre squadre mentre noi continuiamo a parlare. Perfetto, questa maglia è proprio una maglia speciale, un tratto rosso che con un segno e un colore emblematico di questa giornata, è stata condivisa da tutti i nostri settori con grande convinzione e grande cuore. Questo veramente li ringrazio tantissimo. Abbiamo voluto ribadire un concetto importantissimo con questa iniziativa, quello di dire no contro tutte le violenze. Quindi, come dicevo, nella fase di riscaldamento i nostri atleti il fine settimana scorso hanno indossato questa maglia per poter portare anche oltre le mura del CUS un messaggio di speranza che sia sempre il 25 di novembre. Poi abbiamo anche intenzione di posizionare delle panchine rosse all'esterno del nostro impianto con su scritto sempre 25 di novembre e il numero 1522 che è il numero antiviolenza.
Tu tra l'altro, insomma, nella nota che abbiamo pubblicato, mandato alle relazioni, è pubblicata anche sul sito radiolina.it, hai detto una cosa che è vera, ovvero che il CUS non è solo sport, è anche sociale, l'abbiamo raccontato in queste settimane. Ti chiedo, insomma, una domanda che in realtà è molto, molto facile, cioè come è nata l'idea di l'iniziativa di ieri e poi insomma la società CUS è una società che ha tante squadre al femminile. Mi viene in mente la 2 di basket di cui abbiamo parlato poco fa, ma banalmente anche il tennis con la nostra Lorenza che era nostra ospite, quindi insomma come è nata e poi quanto è importante insomma continuare a raccontare queste cose. Allora, per noi è importante perché noi cerchiamo di dare un esempio come società sportiva che cerca di educare a quelli che sono i valori sia sportivi, ma sicuramente quelli sociali, quelli umani, quelli etici. Quindi queste attività, queste manifestazioni, sono di un'importanza perché riusciamo a dare dei messaggi veramente importanti, soprattutto ai nostri piccoli atleti che vedono comunque una società dove l'attività sociale è a fianco a quella sportiva, l'una è collegata all'altra, quindi veramente non possiamo non fare attività sociale senza fare attività sportiva. Noi abbiamo voluto proprio far sì che questa manifestazione fosse condivisa da tutti gli atleti e devo dire che tutti i settori, tutte le squadre femminili e tutte le squadre maschili hanno partecipato a gran voce a questa attività. Io veramente sono molto orgogliosa dei miei atleti perché per me sono i miei atleti tutti quanti e quindi veramente li ringrazio di cuore. Iniziativa che tra l'altro verrà ripetuta anche a questo fine settimana con le squadre che entreranno ancora una volta con la maglia e sempre 25 novembre. Grazie Emanuele Cadeo, vicepresidente del SL Cagliari. Grazie Manu. Grazie a voi, grazie, a presto. Allora, continuiamo il nostro Casa CUS, siamo praticamente arrivati quasi alla fine, che il nostro Simo Luca di contattare il nostro Carlo Magia, che sarà protagonista anche qui su Radiolina della Cagliari No Limits, ma insomma ve lo racconteremo poi nel prossimo collegamento. Intanto andiamo a vedere, mentre lo raccontiamo così, mentre sentiamo il nostro amico Carlo, le immagini della scherma, perché sono in corso a Cagliari i campionati Under 23 di scherma. Questa è la gara di oggi, grazie al nostro Andrea Chiaramida che sta raccontando con le immagini, poi vedremo ovviamente le foto sui nostri canali social, quello che è campionato Under 23 della scherma, sia per la squadra che per il fioretto, per quello che riguarda il CUS Cagliari. Sono 14 gli atleti del CUS che parteciperanno in questa formula che ha da una parte le gare individuali ma anche insieme la gara di squadra, e tra l'altro CUS che sta proseguendo anche nelle gare della squadra, perché insomma abbiamo il CUS è eliminato il Club Scherma Roma poco fa e ora va verso gli ottavi, quindi tira per i 16, scrive il nostro Andrea Tiana nelle classiche chat, no? In cui si racconta quello che è il mondo sportivo, quindi torneo che insomma raccontiamo ovviamente sui nostri canali social come sempre. Chiedono Simo Luca se il nostro Carlo è pronto, laddove non dovesse essere pronto magari proviamo a contattarlo telefonicamente, quindi insomma cerchiamo di recuperarlo, anche perché abbiamo da raccontare quello che è appunto il mondo della polisportiva Onlus, che prosegue nel suo rapporto di collaborazione, mettiamola così, insomma il CUS ospita spesso quelle che sono le iniziative della polisportiva, e lo fa anche in realtà Radiolina, perché così come fatto già a gennaio, a giugno scorso, chiedo scusa, insomma continuiamo a raccontarlo per bene. Se il nostro caro non c'è, possiamo insomma raccontarvi quello che sarà il fine settimana sportivo del CUS, che inizierà, andiamo a riprendere le nostre grafiche, domani alle 17 con il calcio 5 maschile in trasferta a Villasor sul campo del futsal Villasor. Alle 18 invece la sfida tra CUS Cagliari e San Salvatore Selargius, quindi derby. Domenica nuova gara per la prima categoria che prosegue insomma il suo cammino nel campionato, sarà contro il Gerrey se non sbaglio, ma poi insomma verificheremo anche sui nostri canali. Domenica nel campionato di serie A2 il derby tra Santo Petru e il CUS Cagliari. Intanto abbiamo raggiunto il nostro Carlo Magia al telefono. Ciao Carlo!
Ciao, come mi senti, Andre? Ti sento bene, forte e chiaro. Ora hai un paio di minuti. Ragazzi. Ale, eccoci qua. Il solita trasferta di Carlo. Allora, Carlo, in 2 minuti raccontaci un po' cosa accadrà al CUS Cagliari nei primi giorni di dicembre. Allora, praticamente faremo la nona edizione della Cagliari No Limits, dove la cosa più importante in assoluto sarà la presenza del settore mentale del Barcellona Calcio con lo Special Barça, del Monaco con la S Monaco, della squadra campione d'Europa della CE Europa, i campioni d'Italia del Ticino, il Brasil Club e le 2 società sarde della Polisportivo Olimpia Onlus di Cagliari e quella del Sarrabus. 2 giornate piene che si faranno il giorno 6 e 7 alla Palacus di Cagliari, dove dalle 9:30 fino alle 17 si potranno assistere, chi vorrà venire, a vedere le gare che faremo a girone all'italiana. Cioè tutti scontrano tutti e poi vincerà il titolo la squadra che farà più punti. Carlo... Il giorno 5 Prego. arriveranno le delegazioni di pomeriggio e alle ore 19 faremo la cerimonia di apertura facendo il nostro corteo come l'abbiamo fatto ormai da 3 anni a questa parte con la street band che verrà da Seui con i suoi fantastici artisti e partiremo dal Consiglio regionale, faremo tutto via Roma sotto portico per fare poi il largo Carlo Felice in su e in giù e concludere il tutto in Piazza del Cardine. E poi invece il 6 e il 7 insomma sarete al Palacus, come dicevamo prima, con la nuova edizione. I ragazzi sono carichi, insomma... No, siete carichi? Ecco, sono carichi. Sono belli carichi. Vai, facciamoli, sento qualcuno. Allora, Sentiamone uno, Carlo, velocemente. Alessandro. Vai, Alessandro, dici se sei carico, sì o no? Perfetto, ok. Se Alessandro è carico siamo tutti quanti a posto. Grazie Carlo, noi ovviamente lo racconteremo anche la settimana prossima sui nostri canali social, tutti gli appuntamenti sportivi. Grazie Carlo, grazie mille. Grazie a te, saluto a tutti quanti e un grande ringraziamento alla Casa CUS. Esatto, Casa CUS è sempre aperta ovviamente, come vi diciamo sempre, i nostri contatti sono quelli soliti, quindi CUS Cagliari Official sia sulla pagina Facebook che il nostro account Instagram e poi sul nostro canale YouTube in cui rivedere i video, le interviste e anche ovviamente le puntate di Casa CUS Cagliari a Radiolina che sta per aggiungere altri pezzi in questa trasmissione, quindi insomma state ovviamente collegati come sempre con noi. Grazie a Simo Luca in regia, io sono Andrea Matta, Casa CUS torna tra 7 giorni.